Polizia municipale sempre più vicine, 3 ragazzi che domenica notte hanno inscenato il tuffo ad Amitico con bagno nel canale dei Buranelli. Dal comando il consiglio ai 3 di farsi avanti prima che gli agenti si presentino a casa loro, mentre continuano i commenti sull'inevitabile punizione per quello che tutti considerano non tanto una bravata quanto un vero e proprio sfregio alla città e alle regole elementari di civile convivenza. Mica noi siamo una città declassata rispetto a Venezia. Come Brugnaro fa a Venezia, la stessa tregua questa amministrazione, che peraltro è pronta, lo deve fare a Treviso. Per questa gente qua, proprio per il fatto che erano avvinazzati, farei un daspo, come quello che si usa nei confronti delle tifoserie. Chi non rispetta la città di Treviso deve essere allontanato, non deve più essergli consentito di venire a frequentare la nostra città. Bisogna essere duri dall'inizio. Dai banchi dell'opposizione il suggerimento al sindaco è per una punizione educativa. Questo tipo di sanzione non dovrebbe essere soltanto o comunque economica, ma dovrebbe essere una sanzione di tipo sociale, rendersi in qualche modo utili. Abbiamo offeso magari la città, ci sono tanti lavori che possono essere fatti a favore della collettività. Un pessimo spettacolo per chi viene a visitare, secondo l'assessore regionale al turismo. Su questo abbiamo già idea di lanciare una campagna assieme a quella che fa Venezia con Enjoy to Respect Venice. Potremmo farla anche Enjoy to Respect Veneto e quindi comprendere anche Treviso. Io penso che un anno di militare o almeno 6 mesi o quantomeno un servizio civile che insegni a queste persone a capire cosa sanno fare e cosa possono dare alla società sarebbe utile per recuperare un po' di valori. Non è un caso che noi stiamo discutendo a livello nazionale con il Ministro proprio la possibilità della reintroduzione della leva.